Amici di Bella Sicilia, guardate, davanti a noi abbiamo San Vito. Siamo in un piccolo comune del Messinese e qui il santo balla durante la processione. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo. Guardate. Ed ecco San Vito che balla a ritmo di musica. Oggi fa particolarmente caldo in Sicilia ed ecco il cambio dei portatori. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo in questo momento. Noi vi stiamo raccontando una piccola festa particolare che si svolge in un borgo del Messinese. Siamo esattamente a Condrò. Guardate come balla. Tanta fatica. Salutiamo tutti gli amici che sono collegati in questo momento, ci stanno seguendo un po' da ovunque, dall'Italia all'estero, e noi raccontiamo proprio a loro questa singolare processione. Non è il primo caso di santi che ballano in Sicilia, vi abbiamo già mostrato altre iniziative analoghe. Oggi vi raccontiamo questa che vede protagonista San Vito. Ciao Daniela da Roma, ciao Antonella dalla Svizzera. Guardate, al polso San Vito porta l'uva. Vedremo perché. Magari più tardi. Voi intanto continuate a seguirci perché stiamo per arrivare nel cuore di questo borgo siciliano. Guardate come balla San Vito. E i portatori sono tutti sudati perché oggi si sfiorano i 40 gradi in Sicilia. Ed ecco che stiamo per entrare nel cuore di questo piccolo borgo siciliano. Qui ci sono tanti fedeli che aspettano di veder passare il loro santo San Vito, portato in processione a ritmo di musica e ballando. Ed ecco che arriva. Salutiamo quindi tutti gli amici che sono collegati in questo momento. Ciao Fortunato da Brianza, ciao Rosa dalla Mezzia Terme, ciao Vito da Vizzini, provincia di Catania, e ancora Mariano da Briglia, da Reggio Calabria. Guardate come balla San Vito. E scriveteci anche se conoscete altre tradizioni simili. Noi siamo andati qualche tempo fa a Rocca Fiorita e abbiamo anche lì ripreso, immortalato il santo che veniva fatto ballare. Evviva San Vito! Evviva San Vito! E San Vito viene portato quindi a spalla nella chiesa di questo borgo siciliano. E poi qui ci sono chi fa i voti e cammina a piedi scalzi, guardate. E qui tutti ad attendere San Vito, l'arrivo del santo che balla. Seguiteci perché stiamo per arrivare nella
piazzetta centrale di questo borgo messinese e vi assicuro che è molto graziosa. Ed ecco che arriva. Ciao Maurizio. Ecco, Maria Grazia, ciao, ci chiedono in tanti in quale borgo siamo. Siamo a Condro, in provincia di Messina. Ciao Irena da Vizzini, ciao Graziella. Tanta fatica perché oggi, come dicevamo, ha fatto molto caldo in Sicilia. Sì. Non so dalle vostre parti, scrivete nei commenti. Ed ecco, guardate come viene fatto ballare il santo. Il ballo, ci dicono, proseguirà poi anche in serata. Evviva San Vito! Evviva San Vito! Evviva San Vito! Via! Salve, chi è il capovara? Salve. Salve. Onda TV Bella Sicilia, siamo in live. Ma ci spieghi questa tradizione come da quanto? Tradizione antichissima, portata avanti da questi giovani portatori. E come San Vito, ballasse proprio San Vito. San Vito è il vostro patrono? Sì. Ma quanto dura la processione? Tutto il giro, se lei segue tutto il giro si raccoglierà la sera con tutta la processione. Ecco, oggi fa molto caldo, però ciò non vi ha fermato. No, noi siamo abituati al caldo. Quanti sono i portatori? I portatori variano ogni anno, si aggiungono sempre i giovani, tutto gli anziani cominciano a uscire piano piano. Ecco, vediamo che ci sono tanti giovani, quindi questo fa ben sperare. Sono giovani già che sono entrati quest'anno e tutti gli altri giovani che man mano negli anni ci seguono. In mano ha un martello, a cosa serve? A battere la vara, le partenze, le fermate e a sistemare i legni. Tutto, il martello serve sempre. Lei da quanti anni è capovara? Penso da una ventina d'anni. Ah, quindi una tradizione che lei porta avanti da tantissimo tempo. Ma questa è una tradizione portata avanti ma da secoli. Io sono uno degli ultimi arrivati. Come si diventa capovara? Diventa capovara. L'interesse e poi la devozione. Vediamo che avete un abito particolare, azzurro. Questo è l'abito di San Vito, l'azzurro di San Vito. Ma perché San Vito porta i chicchi d'uva al polso? Il chicchi d'uva, pure questa è un'altra tradizione antica, che penso era un periodo di vendemmia, Quindi viene portata sempre in processione così, sempre con l'uva. Sempre. Benissimo. Allora la ringraziamo, il viaggio quindi, la processione continua adesso? Sì, ancora sì. Ci sono le fermate perché un po' difficoltoso sempre anche i portatori e man mano ci sono le fermate già previste per stabilire. Bene, grazie, viva San Vito allora. Viva San Vito. No, in mezzo.
Salve! Una processione molto particolare, quella che si svolge qui in questo piccolo comune. Sì, molto caratteristica per via del ballo di San Vito, che richiama un po' la sua storia, la sua vita, che in questo paese insomma questo gesto viene ripreso attraverso il ballo. San Vito è il patrono di questo comune? Sì, patrono di Monroe e protettore di questa comunità. Sì, sì. Vediamo che ci sono tanti giovani che sono impegnati in prima linea. Sì, sì, è una festa che coinvolge tutti, particolarmente i giovani, visto che San Vito è anche patrono dei giovani, essendo un ragazzino martire. Ecco, lei non è il parroco di qua, di un comune limitrofo. Io sono di un comune limitrofo, ma sono devoto di San Vito perché sono nato il 15 giugno, che è il giorno in cui si celebra la festa di San Vito, la memoria, ecco, liturgica di San Vito. Vediamo la vara, ci sono diversi chicchi di uva, ci sono grappoli di uva. Sì, viene offerta al santo l'uva cardinale, che è la prima uva che nasce nelle campagne condronesi e che quindi i devoti offrono come primizia al santo. Bene, grazie. Grazie. E allora tra poco il santo riprenderà la processione e continuerà a ballare. Voi intanto continuate a scriverci da dove siete collegati. Ecco, Michela ci chiede in quale paese siamo. Siamo a Condrò, in provincia di Messina, piccola sosta e poi si riparte con la processione particolare per questo ballo. Massimo ci segue da Pisa, ciao Maurizio, dalla provincia di Agrigento. Ciao Pina da Salerno, Gio dal Belgio. E queste sono chicchi d'uva. Salve, ma lei qual è il suo ruolo? Portatore. Portatore. Dietro. Da quanti anni è il portatore? Ne ho 57, faccio il porto. Ma vediamo che il santo balla durante la processione, ma per tutta la processione? Quindi si deve camminare seguendo un particolare ritmo. Della musica sempre a camminare, a ballare e a camminare. È faticoso oggi? Quando fa caldo sì. E oggi fa ormai parte... siamo abituati. Come si svolgerà adesso il resto della processione? Adesso scendiamo fino in fondo al paese e poi ci fermiamo un'ora in piazza. E anche in piazza ballerà il santo? Sì, un'ora di seguito. Bene, ci siamo? La processione sta per ripartire. Qui cerca. Grazie intanto a chi ci ha fatto avere delle stelle. Ed ecco, riparte la musica.
la mia volta non sai che Ed ecco che San Vito continua a ballare. Un caro saluto a tutti gli amici di Bella Sicilia e Onda TV e anche di Vivo in Sicilia. Vi raccontiamo sempre le tradizioni di quest'isola fantastica e ce ne sono davvero tanti, e anche i piccoli borghi, i piccoli paesini ci sorprendono con tanti eventi curiosi come quello di oggi. Grazie a te Mariella per seguirci, e se volete darci una mano potete farlo semplicemente con un click, condividendo il video, lasciando magari un commento o mettendo il mi piace. Fatelo con i nostri video. Intanto stiamo per arrivare nella piazzetta centrale. Portare in processione il fercolo di un santo che presumibilmente hanno fatto un voto, hanno chiesto un voto a San Vito. San Vito balla in questo piccolo borgo del Messinese, guardate. A ritmo di musica, al suono della banda musicale, il santo viene portato in processione ballando. Scrivete nei commenti da dove ci state seguendo. E fateci sapere anche cosa ne pensate di questa processione singolare. Non è l'unica, perché già in passato vi abbiamo raccontato come Onda TV e Bella Sicilia altre processioni dove il santo balla, ma oggi vi raccontiamo quest'altra singolare manifestazione che si ripete anno dopo anno. Tutti i portatori sono sudatissimi perché oggi fa molto caldo in Sicilia. San Vito balla in questo borgo del Messinese, Condro, in provincia di Messina. Guardate come balla.
Allora amici, noi ci salutiamo in questo momento, vi abbiamo già mostrato ampiamente questa manifestazione, magari più tardi torneremo a collegarci nuovamente per mostrarvi altri momenti salienti di questa processione con San Vito che balla. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia, vi chiediamo semplicemente di condividere il video per far conoscere le tradizioni della Sicilia anche ai vostri amici. E abbiamo visto il santo che balla